Benvenuti tifosi del Napoli. Lasciate un like al video e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle notizie del Napoli. Andiamo al video. Il giornalista Umberto Chiariello ha analizzato le priorità di mercato del Napoli, concentrandosi in particolare sulla necessità di rinforzare la difesa dopo l'infortunio di Alessandro Buongiorno. Ha poi condiviso il suo parere sulle altre trattative che il club deve concludere per fornire ad Allegri una rosa competitiva. Chiariello definisce le priorità per completare la squadra. Non possiamo ignorare il sostituto di Buongiorno, ma chi è disponibile? Dicca della Roma è troppo caro, impossibile. Yen è difficile da ingaggiare. Però c'è Lucumi del Bologna, che ha fatto un ottimo mondiale con la Colombia, e Solé dell'Udinese, che è il mio preferito. Ma l'acquisto non si limita a un solo difensore. Falcone al posto di Milinković-Savić è una buona opzione se Meret è titolare. Mi piace il ragazzo di Catanzaro e vedo Favasuli come una valida alternativa. Spero che restino anche Asa e Vergara, così da poter sostituire Buongiorno. Non chiedo molto. Un difensore come Solé, un portiere di riserva, un terzino di riserva, e a centrocampo stiamo bene se De Bruyne resta. In attacco, uno tra Lucca e Lukaku se ne va, e Zeballos arriva se Lang se ne va. Chiariello ha analizzato le priorità di mercato del Napoli, concentrandosi soprattutto sulla necessità di rinforzare la difesa dopo l'infortunio di Alessandro Buongiorno. Ha poi condiviso il suo punto di vista sulle altre trattative che il club deve concludere per fornire ad Allegri una rosa competitiva. Chiariello definisce le priorità per il completamento della squadra. Non possiamo evitare di sostituire Buongiorno, ma chi è disponibile? Dicca della Roma è troppo caro, impossibile. Yen è difficile da ingaggiare. Però c'è Lucumi del Bologna, che ha fatto un ottimo mondiale con la Colombia, e Solé dell'Udinese, che è il mio preferito. Ma il mercato non si limita a un solo difensore. Falcone al posto di Milinković-Savić è una buona opzione se Meret sarà titolare. Mi piace il ragazzo di Catanzaro e vedo Favasuli come una valida alternativa. Spero che restino anche Asa e Vergara, così da poter sostituire Buongiorno. Non chiedo molto. Un difensore come Solé, un portiere di riserva, un terzino di riserva e a centrocampo. Se De Bruyne resta, stiamo bene. In attacco, uno tra Lucca e Lukaku se ne va, e Zeballos arriva se Lang se ne va. L'allenatore dell'Arezzo, Christian Bucchi, ha parlato a Sky Sport della vittoria in amichevole contro il Napoli, invitando tutti a non dare troppa importanza al risultato. Questa stagione sarà molto diversa da quella scorsa, quando volevamo essere tra le squadre di vertice fin dall'inizio. Sarà una stagione difficile, ma amichevoli come questa ci danno fiducia, pur sapendo che il Napoli sembrava un po' spaesato perché è partito dopo di noi. La squadra è rimasta praticamente la stessa dell'anno scorso, molto coesa, e sono arrivati dei giocatori molto validi. Nelle amichevoli si possono commettere errori, è per questo che servono, ma ho visto una squadra più coesa. Riguardo al Napoli, dove ha giocato, il Napoli parte da una solida base costruita la scorsa stagione. Vedo una squadra più preparata, anche se il cambio di allenatore richiede più tempo per adattarsi. Forse ho notato meno entusiasmo rispetto all'anno scorso, ma ora vedo più serenità. Forse la scorsa estate erano anche sotto pressione per aver vinto lo scudetto, e forse non è stato facile. In ogni caso, hanno un allenatore di alto livello che può aiutarli a fare una grande stagione. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Lascia un commento al video e iscriviti qui sotto. Forza Napoli sempre!